Il primo giorno che sono arrivati i tedeschi, eravamo a dormire, io e mia mamma, e avevamo quei poggioli grandi, salunghi, di fuori, della porta, della camera. Sono saliti su per quella terrazza lì, sono arrivati su, andavano a cercare i partigiani. Ah, Dio, alla mattina alle 5 di mattina. Arrivavano a cercare i partigiani nelle camere. Ed ecco un fucili così. Ah, Dio. C'è spavento, di morì. E dopo prendevano tutti questi uomini che trovavano per strada e in processione giù a Spilimbergo. E li hanno chiusi nella tua scuola che non capivo mai dove era questo posto. A Udine, nella nostra scuola. Era una sala grande. Sì, da dove sono quel cancello di ferro che era lì, sai? Sì, quello lì della palestra. La palestra, quella... Allora hanno portato giù tutti questi uomini sì. E li hanno messi in questa sala laggiù, sì. nella paglia per terra. Cosa non c'era là? E ben guardi. Non so come sono viva io, a vedere tutti questi uomini che piangevano. Io sono partita carica di una borsa di roba, di calzoni, asciugamani, da mangiare, salame, quello che si poteva, per mio fratello, perché li mandavano in Germania, hanno detto. Ah, tutta la gente come in matti là. E io sono stata lì in quella piazza, sotto quel muro di fronte là, perché se si avvicinavamo al cancello venivano che ci sparavano, ho detto. Allora dovevamo stare alla larga, no? Vicino di voi. Allora sono stata là tutto il giorno a Udine con questa borsa di roba là. Allora hanno detto che se li facevano vedere. E noi intanto eravamo lì, ci andavamo vicino, no, niente da fare, dovevamo stare alla larga. Allora il pomeriggio, io non so cosa è successo, hanno cominciato a saltare per quella finestra verso lì così. Quella lì dell'angolo della palestra. Sai che dopo c'è la strada che va su lì? La stradina stretta. E lì quell'angolo era un ristorante, cos'era lì? Ma cosa sapevano? No, era adesso è quella volta. Di fronte a quel baretto che c'è lì. Sì, su quell'angolo. L'angolo della palestra, quella su lì. Quell'angolo lì era un bar, non so che era. Non in quella volta, non so, adesso. No, quella volta c'era anche un'osteria. Non sa Elio che c'è un'osteria, no? Allora. Non eri neanche nata tu. Allora ha cominciato a saltare qualcuno per questa finestra. A scappare. Sì, ma erano le guardie sotto. Attorno. Ma però si vede secondo la guardia che prendeva. Qualcuno andava dritta e qualcuno li tornavano a prendere. Allora mi hanno detto a me, oddio Sonia adesso salta tuo fratello. Io sono girata dall'altra parte, perché erano lì sotto le guardie, no, che li prendevano. Le guardie erano tedeschi, le guardie. Le guardie? Sì. Non ho camicie nere, so io cosa erano. Milizie, so cosa dicevano. So. E li mettevano di guardia lì per non lasciarli scappare, anche i tedeschi, so io. Ah, Dio, quando mi hanno detto che mio fratello era sulla finestra che stava per saltare. Oh, Dio. Sono girata dall'altra parte per non vedere. Invece è riuscito. E allora dopo un po' mi prendo e vado via, no, a vedere in questo ambiente. C'era un grande portone lì e andavano dentro tutti per lì, scappavano dritti. Sono stata a cercare. Sono i cinesi. Ecco, bravo. Sono stata a cercarlo io per tutti i gabinetti, dappertutto, ma non l'ho trovato. E invece dentro, sotto questo portone lì, avevano preso uno povero, di quelli della montagna. Era di color verde la faccia. Piangeva che aveva figli. E l'avevano ripreso, no? Dopo hanno preso un nostro amico che abitava vicino a noi, che aveva tanta paura, un ingegnere era. Aveva fatto di quella paura quello lì quando veniva a casa che studiava a Roma. E quando veniva da noi perché mia mamma parlava, allora stava un po' più. E dopo la sera avevamo due dottorini giovani messi in questo, dove avevo detto che era l'ospedale dei cosacchi, sai? Erano due dottorini giovani che facevano servizio anche loro, sai? E allora lui, poveretto, di tanta paura, abitava lì vicino a me,
andava a dormire con questi dottori per paura, pareva di essere più sicuro. Un giorno salta fuori di casa la mattina, lo prendono, aveva tanta di quella paura, quel Cristo lì. E difatti era lì con mio fratello in questa scuola, è andato a saltare, l'ha ripreso. Ah, sono andata dentro quel sgabuzzino dietro là e l'ha chiuso lì dentro. Piangeva, io non sapevo come consolarlo, povero di grino, tassa ti libererà, era chiuso là dietro, in un sgabuzzino. Poi l'ha liberato? Dopo l'hanno là, sì. Ma quanti uomini erano prigionieri? Prigionieri? 20. Dopo ce n'è partiti, sì, ma dopo sono tornati magari malmessi, insomma, così. 20, 30, comunque ne avevano presi quei tanti che io non so quanti li hanno presi, sa dopo. Più di 20. Io so che quando mi hanno detto di mio fratello mi sono girata per non vederlo saltare, perché ho detto quelli lì lo prendono. E dopo sono andata dentro a cercarlo in questo ambiente, non l'ho trovato. Tanto bene è arrivato uno del mio paese e mi ha detto: Sonia, guarda che tuo fratello sta andando a casa. Ecco. L'aveva incontrato che era già andato a San Daniele col tram. Con la vaccia Blanchi. Allora si è cavata così. E dopo cosa? È rimasto tutto ai tedeschi, perché tutti abbiamo portato giù roba là, no? Da mangiare. Avere queste borse da mangiare, vestiario, tutto. È rimasto tutto lì. Quelli che sono scappati e quelle altre non so io come hanno fatto in Germania. Comunque c'erano anche cosacchi lì a scuola. No, quella volta non erano lì cosacchi. Camicie nere e tedeschi. Quella volta, sì. Oh mamma mia.